bene, va bene. Adesso, dopo la danza, torniamo alla musica con musica al massimo. Ancora? Eccoci più veloci della luce. Intanto, visto che si parla di musica, c'è un mensile che è Press Music, dove trovate anche tutto quello che riguarda la nostra trasmissione Ascoltadeo, quindi tutti i programmi, e questo è il giornale, il mensile che trovate praticamente in giro per tutti i locali. Dove c'è musica c'è Press Music, ma dove c'è musica c'è anche Woman Pierre, che è tornato per presentarci la prossima canzone. Però prima, come sempre, noi chiacchieriamo un po' anche per conoscere questo progetto. Sta nascendo, e anzi è nato, diciamo, tu non preoccuparti, se succede qualcosa non preoccuparti, okay. È ruvo, non è che... ecco. No. Sì che è Halloween dopo sì, domani. No. Dai, gliela dovevo, la facciamo subito, la vignetta. Eccolo qua. Al nostro cantabarista. Sì. Cantabarista non perché canto nei bar, ma perché di professione fa il becchin. Cioè, è ganca a faccia. Vado via. Sì, vai a giocare sulle rotaie, via. Mamma mia. Vabbè, allora parliamo invece della tua musica e del tuo progetto. Il CD come nasce e quante canzoni è composto? Innanzitutto l'ultimo disco ha 7 canzoni, quella che abbiamo ascoltato prima con il video e quella che andremo ad ascoltare adesso. E nasce comunque per continuare quello che avevo già fatto nel primo disco, anche se comunque i compagni di viaggio sono cambiati da allora. Il progetto era nato per comunque One Man Pierre essere una cosa mia personale, cioè il mondo delle one man band, che poi invece si è evoluto conoscendo... Quindi un one man show tutto tuo. Sì, insomma, però alla fine non è più... Non è stato possibile... Sì, no, diciamo che comunque suonare in un gruppo dà molte più possibilità anche a livello appunto strumentale, musicale, di esibirsi da solo. E quindi comunque sono contento di aver trovato Enrico, di aver trovato sono validi. Davide. Poi li presentiamo, perché adesso stanno preparando per la prossima canzone, e poi dopo ce li presenterai. Però intanto so che è un problema, guardate, è un problema di tutti i cantanti emergenti, quello di proporsi ai locali, vero? È uno zoccolo duro, mi pare, anche perché di solito nei locali che cosa si ascolta? Si ascolta Ligabue, Vasco Rossi, i U2, i Metallica, non se ne può proprio più, anche perché sappiamo che insomma ci sono degli artisti davvero bravi che scrivono, che hanno delle belle canzoni, quindi è giusto dare spazio, certo, questa è un'arte ed è valorizzata proprio per questo, quando c'è poi qualcosa di scritto, qualcosa di proprio, giusto? Sì, sono pienamente d'accordo. Quindi tanta difficoltà nel proporti. Sì, diciamo che comunque poi varia tanto anche a seconda del genere musicale che il gruppo propone, perché comunque facendo magari un genere come il nostro che si adegua anche a uno spettacolo acustico, quindi con volumi molto meno sostenuti di un gruppo che magari propone musica rock, magari per noi, anche se non è facile, diciamo che magari è più semplice di un gruppo che va a proporre magari musica più pesante. Certo. Almeno questa è l'esperienza mia personale che provo nell'appunto cercare di propormi so che poi hai avuto anche delle collaborazioni con altri cantanti italiani, non solo del nostro territorio veneto, ma hai avuto modo di proprio per la presentazione anche del nuovo CD di questo disco, giusto? Sì, ho collaborato con questo cantautore da Grosseto che si chiama Emanuele Bozzi, che oltre ad essere un carissimo amico, secondo me è comunque un validissimo musicista, un valido cantautore, e comunque vi consiglio magari se lo trovate anche in internet di magari di darci un occhio. Lo ascolteremo. Ci presenti un attimo i ragazzi? Beh, guarda, c'è Davide al basso, se vuoi. Vabbè, prego. Ciao. Come ti trovi con questo One Man Pierre? Bene? Da poco che sono con lui, comunque andiamo bene, d'accordo. Siete in perfetta sintonia. Sì. Presentami il batterista. Il mitico Enrico Stocco, in arte Harry Potter. In arte. Fa chiamare così. Perché fai magie con la batteria?
Certo. Certo, con che Figurati. cosa? Non hai la bacchetta magica, ne hai due. Quasi. Va bene, perfetto. Grazie ragazzi. Allora, che cosa ci presenti? Ci presenti Habitat. Habitat. In 2 secondi, Habitat che cos'è? Habitat parla comunque di questa persona che comunque non trova il suo habitat, e spero sia, ad esempio qui secondo me è riferito a un'altra persona che può essere un'amicizia, un amore, qualcosa, però comunque spero e vorrei che le mie canzoni trovassero libera interpretazione a seconda della storia di... Allora non ci resta che ascoltare Habitat. One Man Pierre, Pierpaolo Menegazzo, ascolta Deo. Avrei bisogno di un punch caldo, che ormai il freddo non lo sento più. Tu mi guardi e mi dici che sono spavaldo, ma il mio freddo sei tu. Adattarsi è difficile, adattarsi è impossibile. E la notte che scende lontana da qui lascia l'ultimo ballo per me. Ma tu come sempre fai finta di niente e mi lasci ballare con chissà chi. Adattarsi è difficile, adattarsi è impossibile. Con te che non sei il mio habitat, con te che non sei il mio habitat, con te che non sei nelle mie corde, e meno ti canto più divento forte. Con te ho imparato l'arte dell'incoscienza, che a ragionare troppo già ci pensi tu. Ciò che rende artista è la pazienza. Scorrono le ere, ma non cambi tu. Fin dai tempi più remoti, ai quotidiani terremoti, nei miei vizi giornalieri, ai nottambuli pensieri, questo andamento lento di non adattamento mai, na 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 mai, na 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 mai, na 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 mai. Adattarsi è difficile, adattarsi è impossibile. Con te che non sei il mio